Ecco l'effetto che fanno auto e camion quando affrontano quella curva della provinciale 17 che collega Cartura con Due Carrare nel Padovano. Veicoli e moto che spesso, troppo spesso, escono di strada e finiscono nel fossato. Sabato scorso ha perso la vita la 43enne trevigiana di origini marchigiane, Vania Coloso, ma in passato c'era stato un altro incidente mortale e una terza persona è rimasta paralizzata. Quando piove l'asfalto diventa viscido e i residenti sanno già come andrà a finire. Quando piove io preparo scarponi e ombrello perché so che devo uscire a tirar su qualcuno e spero sempre qualcuno che sta bene. La condizione della strada in quel tratto, una curva insidiosa dopo un rettilineo, sarebbe peggiorata negli ultimi anni. Secondo i residenti l'asfalto è da sostituire. Chi mette a posto l'asfalto è strada o chi mette su segnali qualcosa, che abbiamo visto tanto tempo che andiamo attorno. Il sindaco Massimo Zanardo afferma di aver chiesto un guardrail, dei pannelli luminosi, lui intanto ha potenziato l'illuminazione e ha ottenuto di abbassare il limite di velocità a 70 km all'ora, ma non basta. 2 sono morti, mi sembra già troppo. Un ragazzo è rimasto ferito gravemente, padre di 2 gemelli di 1 anno e mezzo qualche anno fa. Giovedì 15 che pioveva. Sono andato fino al mercato e sono in casa, ne era uno là alle 11 e alle 4 dopo mezzogiorno sono andato a ribotte di mio figlio, mi era via, e c'era un'altra. Contro la curva della morte, come è stata ribattezzata, anche il marito della vittima, giornalista, si batterà perché incidenti così non si ripetano più. Quella curva della provinciale 17 è notoriamente chiamata come la curva della morte, purtroppo Vania non è stata l'unica a perdere la vita in quel tratto. Intanto per l'ennesima vittima i residenti si stringono ai familiari, anche una bambina ha chiesto alla nonna di compiere un piccolo gesto. Si poteva mettere un mazzo di fiori per la signora?